Monogrammista D.N. da Domenico Campagnola. La fuga in Egitto. Xilografia. 1535 circa. Museo civico di Bassano del Grappa. L'incisione è stata realizzata nel 1535 circa da un misterioso autore chiamato monogrammista D.N., da un'invenzione di Domenico Campagnola. L'artista ha utilizzato la tecnica della xilografia, che consiste nello scavare su una matrice di legno lasciando in rilievo il disegno da inchiostrare. Il foglio è una stampa di formato orizzontale che misura 39,5 cm di altezza e 53,4 cm di larghezza. L'opera raffigura la fuga in Egitto, noto episodio dell'infanzia di Gesù descritto nel Nuovo Testamento. In un paesaggio montuoso abitato da sparuti alberi e arbusti, la Sacra Famiglia percorre un sentiero che conduce ad una città murata. Al centro della composizione, sulla sinistra, San Giuseppe guida il gruppo reggendo le briglie dell'asino e si volta per rivolgere uno sguardo preoccupato a Maria. La Madonna è seduta sul dorso dell'animale e regge dolcemente tra le braccia Gesù bambino. Sopra di loro, sullo sfondo, un giovane soldato dal cappello piumato esce dalla porta della ricca città verso cui sono diretti e di cui si notano i profili di cupole, torri ed eleganti architetture. In primo piano a destra, invece, un pastore riposa su un masso, protetto da un cane fedele disteso ai suoi piedi. Dietro di lui, il sentiero percorso dalla Sacra Famiglia si addentra in una città turrita costruita su un colle, che svetta in lontananza su un placido laghetto montano. Nella composizione del soggetto, l'artista si è ispirato ad alcune delle opere più celebri dell'arte incisoria del tempo. Tra queste vi è la grande xilografia del Sacrificio di Abramo, incisa da Ugo da Carpi, da cui si riprende la città murata raffigurata nell'angolo superiore sinistro del foglio. Le figure della Sacra Famiglia e il paese a destra sullo sfondo, invece, sono rielaborazioni delle medesime figure incise da Albrecht Dürer nella Visitazione e nella Fuga in Egitto, due xilografie appartenenti alla serie dedicata alla vita della Vergine, stampata nel 1511.